I locali del Bibbione Mare Volley, in divisa giallo-blu, nel primo set alla vostra destra, giocano con Luca Corozzato alzatore, Cristian Stopar opposto, Andrea Radin e Giovanni Quarti schiacciatori, Roberto Anastasio e Marco Manzano centrali, Nicola Pantic libero. A capo dello staff tecnico il primo allenatore Fabrizio Marchesini e il secondo Mario Del Frate. Gli ospiti del pastificio Avesani Verona, in maglia gialla e pantaloncini neri nel primo set alla vostra sinistra, schierano Nicola Ballarini alzatore, Alessio Bizzo opposto, il capitano Fabio Grassi e Alessandro Maroldi schiacciatori, Riccardo Renzi e Alessandro Conti centrali, Martino Volpini libero. I veronesi sono allenati da Marcello Bertolini e Stefano Scabari. Il Bibbione parte forte con Quarti, Anastasio e Stopar molto efficaci, mentre gli ospiti commettono troppi errori in difesa e in ricezione, favorendo i ragazzi di Marchesini che siglano il primo break della serata, portandosi sull'11-4 con l'ottimo turno in battuta di Anastasio. La reazione dei veronesi non si fa attendere. Le violente sassate di Alessio Bizzo e alcune imprecisioni della ricezione veneziana riducono il gap sul 12-9, ma ci pensano Radin e Stopar a perforare la difesa avversaria, anche con palla staccata, rilanciando i locali che volano sul 18-10, complice una copiosa serie di infrazioni del pastificio Avesani. Coach Bertolini fa entrare Graziano Torazza per Fabio Grassi. I gialloblu di casa mantengono agevolmente il vantaggio grazie alla regolarità in attacco di Quarti e alle micidiali bordate del centrale Anastasio. La ricezione dei veronesi si sfalda, Radin è implacabile sotto rete e una palla accompagnata dagli ospiti sul potente contrattacco della banda numero 4 chiude il primo set su 25-16 per il Bibbione Mare Volley. Il pastificio Avesani riparte con la banda numero 7 Michael Mair al posto di Capitan Grassi. La gara si accende. Gli ospiti alzano le percentuali in ricezione e in attacco, dove spiccano le efficaci conclusioni di Alessandro Maroldi e del neo entrato Mair. Nel Bibbione invece si nota qualche smagliatura della seconda linea, ma i gialloblu restano in scia grazie alle potenti bordate di Quarti e Anastasio. Sul 6 pari, tuttavia, i veronesi cambiano marcia, colpendo con un perentorio primo tempo di Renzi, poi il servizio di Bizzo causa 2 errori consecutivi della ricezione veneziana, proiettando gli ospiti sul 9-6. È il momento migliore per gli scaligeri, che però non riescono a espandere il vantaggio, subendo il ritorno dei gialloblu sul 13 pari, in virtù dell'attacco vincente di Stopar e della battuta a punto di Manzano. Facciamo così, quando il palleggiatore davanti gli andiamo dietro fino in fondo, e quando il palleggiatore dietro un po' meno, va bene? Hai visto? Paga. Il servizio di Manzano mirato sul libero Francesco Meneghelli produce gli effetti voluti. I locali difendono e contrattaccano a punto con l'ottimo Giovanni Quarti, andando alla seconda pausa tecnica con 3 lunghezze di vantaggio. Il doppio cambio operato da coach Marchesini con l'ingresso di Giulio Tonon per Corozzato e di Mauro Salvatore per Stopar è il preludio alla fuga del Bibbione, che si concretizza sul 19-15 col muro vincente di Roberto Anastasio su Mair, a cui segue un attacco errato dello stesso Mair. La banda numero 7 prova a tenere i veronesi agganciati al match, colpendo con una violenta schiacciata da posto 4, ma gli rispondono subito Radin e Tonon, che finalizza con un diagonale vincente uno scambio prolungato in cui spicca l'ottimo lavoro di contenimento del muro veneziano. Il finale in crescendo dei padroni di casa vede Tonon ancora protagonista. È suo il muro vincente che manda i gialloblu sul 24-17. Poi il servizio in salto di Mair va fuori di poco, consegnando al Bibbione il secondo parziale. Coach Bertolini dà fiducia all'alzatore Alessandro Lunardini e al centrale Luca Bona, già subentrati a Ballarini e a Renzi nel finale del set precedente. L'avvio della terza frazione è favorevole ai veronesi, avanti sul 7-4 con 3 muri vincenti consecutivi su Stopar e Quarti. Questa dotazione qua ha fatto qualche fight prima e la tira verso posto 5, d'accordo? Qui dobbiamo unirci col 4 a fare la fight e vedere quella di fuori. La risposta del Bibbione è pronta e vigorosa. Stopar e Quarti colpiscono dai lati. Poi Fabrizio Marchesini ripropone il doppio cambio e Mauro Salvatore gli dà ragione infilando 2 ace consecutivi col servizio in salto che riportano il set in equilibrio sull'8 pari.
Al primo tempo vincente di Alessandro Conti, i gialloblu di casa rispondono col magnifico attacco di Anastasio e col punto sul contrattacco di Radin, portandosi al comando sul 13-9, complici un paio di conclusioni errate degli ospiti. Marcello Bertolini corre ai ripari, operando un altro doppio cambio con rientro di Graziano Torazza per Lunardini e di Nicola Ballarini per Bizzo. Nel bibbione il centrale Christian Zorat sostituisce Manzano. I locali innestano il turbo. Gli attacchi irresistibili di Anastasio, Tonon e il muro vincente del neoentrato Zorat su Bizzo proiettano i veneziani sul 20-11, chiudendo di fatto il match. I veronesi accusano il colpo perdendo lucidità. Il bibbione gestisce bene la fase di cambio palla, avvicinandosi rapidamente alla meta, raggiunta col muro vincente dello strepitoso Roberto Anastasio su Bizzo, che manda in archivio sul 25-17 il terzo set e l'incontro. Noi sicuramente non abbiamo fatto una bella partita e va bene, merito soprattutto degli avversari, diciamo, e vedremo la prossima partita come andrà. Il campionato fino adesso è stato comunque oltre le nostre aspettative e contro le aspettative anche di tanti che ci davano praticamente per spacciati, e invece siamo bene o male tranquilli, almeno prima di questa partita avevamo 10 punti sulla quartultima, che è Viadana, Mantova. A 4 partite dalla fine possiamo dire che siamo quasi salvi, al 90% salvi. Stasera purtroppo non abbiamo espresso il gioco che in questo, soprattutto nel girone di ritorno, abbiamo espresso più volte. Peccato, comunque ripeto, merito soprattutto a Bibbione, che è un'ottima squadra, fisicamente, compatta, e che merita quindi anche di stare davanti a noi in quella posizione in classifica sicuramente. È stata una partita difficile in cui, a parte il secondo set in cui siamo stati per un momento anche in vantaggio, abbiamo subito la pressione di un buon Bibbione. Il problema fondamentale penso che sia stato che dopo la vittoria nostra di sabato, in cui abbiamo raggiunto praticamente l'obiettivo nostro della stagione, che era la salvezza, c'è stato un evidente calo di tensione e chiaramente contro una squadra come Bibbione non si può scendere in campo non dando il 100%. Abbiamo subito molta ricezione, che di solito è fondamentale, che per noi è molto regolare e continuo, e questo è stato il primo problema. E di conseguenza abbiamo fatto fatica a innescare i nostri centrali, che ultimamente ci davano molte possibilità sui cambi palla. Il campionato ormai è stato dura perché le squadre sono molto forti. Noi abbiamo trovato la salvezza con 4-5 giornate d'anticipo ed è andato tutto bene, insomma. Speravamo magari di fare qualcosina in più, ma l'importante è essere già salvi. Oggi abbiamo giocato tutti quanti bene, abbiamo avuto un po' di difficoltà sulla battuta float degli avversari, in quanto comunque mancando Alberto Chete, quindi i meccanismi in queste 3-4 partite devono essere assimilati, e nell'allenamento, essendo in 9-10, non si è potuto creare quelle situazioni di gioco e meccanismi per poter collaudare bene la ricezione. In più bisogna ricordare che abbiamo tenuto bene in difesa e in contrattacco, abbiamo gestito meglio i palloni, soprattutto di altre partite dove è stato il nostro tallone d'Achille. I palleggiatori hanno fatto un gran gioco, hanno giocato con i centrali, hanno giocato con le bande in maniera molto regolare e distribuita, anche vedendo le percentuali. Il grande pregio di Bibbione è stato di fare sempre campionati centrando gli obiettivi. Il primo anno siamo stati promossi dalla B2 in B1, l'anno scorso abbiamo fatto una salvezza secondo me molto bella, perché poco ci credevano in pochi all'inizio. Quest'anno è una super tranquilla salvezza, quindi questa è la cosa buona. La cosa secondo me meno buona è che abbiamo cambiato tantissimi giocatori, non sempre per volontà nostra. È già stato un grande avvicendamento con giocatori che hanno scelto altre squadre o hanno scelto, diciamo, altre realtà. È un peccato, e io ho detto spesso ai miei giocatori quest'anno che mi piacerebbe, diciamo, continuare il lavoro per provare e per migliorare ancora come struttura di squadra. Io ho parlato spesso anche con i ragazzi dell'anno scorso e siamo migliorati molto come gioco di squadra. Poi siamo partiti con l'obbligo di salvarci, abbiamo
e fissato un sestetto dopo poche giornate, abbiamo lavorato su quello perché era secondo me importante stabilizzare le cose per provare a salvarsi. Quest'anno abbiamo gioco forza, vedi infortuni purtroppo o diciamo ruoli non perfettamente coperti, abbiamo dovuto fare tanti cambiamenti e siamo, credo, migliorati molto più tecnicamente come singoli che come squadra.